Il progetto Everywhere l'abbiamo presentato in Sardegna, innanzitutto prima l'abbiamo discusso nella consulta degli emigrati, è stato un progetto molto importante sul quale anche il Presidente Pigliaro ha espresso viva soddisfazione perché abbiamo cominciato a illustrarlo in varie realtà della Sardegna per coinvolgere i nostri imprenditori, per far capire che noi abbiamo in tutta Europa una rete di emigrati che sono i nostri ambasciatori e quindi che sono in grado di veicolare non solo i nostri valori ma anche i nostri prodotti, le nostre specialità, le nostre eccellenze, le caratteristiche non solo turistiche ma anche quelle agroalimentari, cioè veramente c'è stata la possibilità grazie a questo progetto di costituire una rete importante. Adesso siamo in una ulteriore fase e questo progetto, intanto ci tengo a sottolinearlo, ha visto una sinergia delle federazioni, delle associazioni, di vari circoli che hanno dato proprio il meglio di sé e grazie a questo progetto stanno nascendo anche due nuove realtà, a Parigi e a Londra. Adesso noi stiamo andando a Barcellona, stiamo incontrando la comunità catalana e spagnola per far conoscere appunto tutte le possibilità che questo progetto offre. Vogliamo, come dicevo, far conoscere il nostro artigianato, vogliamo far conoscere le bellezze naturali della nostra terra, i nostri prodotti agroalimentari di eccellenza e quindi è proprio l'occasione questa per poter fare questo incontro fra queste due culture, queste due realtà. Della Sardegna si conosce quasi solo il mare e invece ci sono tante altre eccellenze proprio che siamo in grado di poter esportare.